Buonasera a tutti cantoso, benevegnoso, già vegnoso, ma s'auguri non bollappo caludau a dier de festa. So contento manno che canno siamo resessioso a ordire questa festa in sa vita mea, in Nugoro. Un momento. Bassai mi San Luca de Sosocros, per piacere? No, vero, No, mi la sangai. Tanto per su caso che dico a fa vedere. Buonasera a tutti cantoso. Siamo stracoso, su un dier longasa, su un diese uve siamo stravallande meda, e mascamente mazze sei scusaresi pro primo in questo addovio, che è un addovio vesiva vedata de politica internazionale, de politologia, pico uno secondo pro dare veramente un grazie armannu a tutti sa spizzocas e so spizzoccos che sono travallande pro chi questa vesta nostra è stata in maniera su prur de chia possibile, e dunque grazie a tutti cantoso e grazie a voi per essere inocche a dare un senso a su travallo nostro. Arriviamo a noi, da Goso Manuele Mureddu, un attivista della regione de Nugoro, e oggi appunto, come mi scusate se mi ziro a Caraisoro, vamos a far vedere de politica internazionale. Prima di tutto cominciamo a salutare le persone che sono qui noi. La prima persona che devo salutare è la motivo a far vedere a Totuve. E veni sempre schimpiacere mannu, è uno dei ormannus studiosos, l'unico politologo sardu all'interno del sistema universitario italiano, quindi della Repubblica Italiana, los politologos un paccos, non brincano a sordecches, e isso è uno dei custos, siamo veramente orgogliosi, dell'aere in ocche, che è Carlo Palla, devo spreco dello salutare che do un applauso. Su secondo, giocata in domo che è stato il primo presidente del partito nostro, è un storico, è stato in tutta la Sardegna in questo mese, che sul libro suo nuovo tutto quello che sai sulla Sardegna è falso, tutto su Chischisi, su per la Sardegna è frasso, è un amico, Omaronnis. Nos ha fatto vedere delle esperienze a sua in intro del Parlamento basco, cioè dello Países Bascos, come rappresentante del suo partito Bildu. Siamo contenti meda che ha patazzettato questo compito nostro, questa mutia nostra, e che si è bene a nordare a nordare una mano azzudo in questa faina nostra, Laura Menteghi. La comunicazione è una cosa bella meda, ma senza medios o condivisos, bene e male, e dunque su grazie vino al gallo prurmanno, che sono strada costrintas a venire in ocche a nos azzudare in questa comunicazione, portando una dai su sardo a su castigliano, un'altra dai su basco, dai su castigliano a su italiano, Giada e Ainoa. Grazie. E dunque entriamo immediatamente in sarfrinas di questo negozio. Non abbiamo a fare un addovio di politica internazionale semplicemente, o di politica internazionale prosucchi attenete a movimenti indipendentistas semplicemente. Abbiamo a fare un viaggio. Abbiamo a fare un viaggio che ha a toccare loco ormeda, a toccare argomento ormeda, a toccare corda ormeda di questa chitarra che è la costruzione di una nazione, a borta la ricostruzione di una nazione. Chi forse è una faina gallo più difficile da prima, che partire da una base, insomma, ti dà già una serie di coordinate. A borta, infatti, questo come la persona che abbiamo a intendere come può dare difficoltà. Degonaro chi mammudo immediatamente e do la parola per il suo primo intervento a Carlo Pala. Grazie. Si sente? Ok.
Io vi ringrazio innanzitutto moltissimo perché venire a parlare di questi temi è l'occasione che allo stesso tempo mi consente di uscire dall'ambito scientifico, accademico e di provare a fare, se ci riesco, io spero di riuscirci, a fare un minimo di divulgazione. Perché la ricerca scientifica ancorata all'università e fine a se stessa a me non piace, per cui tutte le volte che gli amici di Progress, di IRS e dei vari partiti indipendentisti in Sardegna mi danno l'opportunità, io accetto sempre molto volentieri. Per me, che sono di Orune, oggi gioco anche in casa, quindi naturalmente sono ancora più contento. Qualche volta mi uscirà qualche parola in sardo e qualche frase anche, però ho deciso, non abbiate a male, di parlare in italiano perché magari ci sono dei termini sui quali forse il sardo mi riesce un po' più difficile da rendere. E cercherò di utilizzare questi termini in maniera il più elementare possibile, in modo tale che tutti abbiano la possibilità di comprendere quello che voglio dire. E infatti il primo termine che voglio usare non vi deve spaventare, è un termine che deriva dall'inglese ed è polity. Polity che cos'è? La traduzione in italiano non esiste e già questo vi dovrebbe far significare qualcosa. La traduzione in italiano, facendo un giro di parole, è quella di una comunità politica che è inserita in un territorio, che può avere dei confini più o meno stabiliti, confini sui quali ci sono, e lo vedremo, delle divergenze con gli stati-nazione centrali, e con questo termine si vuole indicare tutto quell'insieme di situazioni politiche nelle quali una popolazione che abita in un determinato contesto si può trovare a suo agio nel contesto statuale e territoriale nel quale abita oppure meno. I problemi iniziano ad esserci quando in questa comunità si creano delle frizioni, e voi lo sapete bene. E allora, sempre in ambito politologico, si parla di cleavage centro-periferia, cioè si parla di una frattura. Detto così sembra molto difficile, voi invece lo vivete tutti i giorni. E come voi lo vive Laura nei Paesi Baschi, lo vivono i catalani, lo vivono i miei amici bretoni, lo vivono i corsi, lo vivono i galiziani, lo vivono gli scozzesi, e l'elenco, come voi sapete molto meglio di me, potrebbe continuare a lungo. Perché non vale la pena invece studiare a maggior ragione queste situazioni? Qualcheduno parlava un po' di tempo fa di questi fenomeni politici come degli spilli, perché praticamente riuscivano a pungere semplicemente con la forza di uno spillo, quindi insignificanti, e fossero come dei fossili, ovvero sia fossero dei retaggi del passato e quindi non erano meritevoli di attenzione. La storia, e non solo la storia, la società e non solo la società, direi la politica, ha dato torto a queste persone, a questi studiosi, e ha dimostrato ancora una volta che invece questa frattura non è sanata e forse non si sanerà mai, perché sta nelle cose che possa anche non sanarsi. Il clima nel quale vivono oggi gli Stati-nazione è un clima di profonda crisi. Probabilmente lo Stato-nazione, nella concezione nella quale lo abbiamo conosciuto finora, non si è mai trovato così in crisi. E questa crisi non ha per forza di cose uno sbocco indipendentista nelle nazioni senza Stato, oppure di rivalutazione di un centralismo in trasformazione verso un federalismo. Non è per forza così. Però naturalmente esiste. E allora tutta una serie di considerazioni debbono essere fatte per poterli spiegare questi fenomeni. Quello che a me dispiace è che finora alcune discipline lo hanno fatto molto bene, l'ha fatto la storia, l'ha fatto la sociologia, l'ha fatto anche l'economia, e adesso per fortuna anche la scienza politica inizia a farlo. E voi direte, ma come mai? Comunque si creano dei movimenti politici, dei partiti politici, perché la disciplina scienza politica non si è mai avvicinata? Perché fondamentalmente era formata ed è formata ancora da persone che ragionano o in una prospettiva internazionale, quindi di rapporti tra stati, oppure in una prospettiva interna. Però delle entità substatali senza Stato, come vi ho detto prima, fossili e spilli, quindi nessuno se ne occupava. C'è stata una ripresa negli anni 70 con
quello che si chiama il revival etnico e adesso ancora di più. Perché adesso ancora di più? Perché c'è una teoria che a me sinceramente piace molto, sulla quale ci ho scritto, ci ho lavorato, che parla di un indipendentismo moderno. A me più che chiamarlo moderno piacerebbe chiamarlo contemporaneo. Perché questo indipendentismo si dovrebbe separare rispetto a quelli di prima? In che cosa si separa e perché è importante studiarlo? Ma innanzitutto si separa perché non è nazionalista, ovvero sia, vi sono ancora dei partiti e dei movimenti politici in Europa che si richiamano ancora ad un valore nazionalista e a un'idea nazionalista. E io sono il primo che difende anche questa prospettiva, perché io la guardo dal punto di vista scientifico, dove mi devo mettere in testa che le parole nazionalismo ed etnia non mi devono far paura. Devo capire che cosa vogliono dire, le devo declinare e allora quando magari capisco che etnia vuol dire popolo, forse magari ho meno paura. Però capisco anche che molti partiti e molti movimenti hanno difficoltà a definirsi nazionalisti oppure etnici. E infatti la definizione principale che noi usiamo per definire anche voi, e sicuramente storcerete il naso, ma giustamente lo dovete fare, è quella di partiti etnoregionalisti, con tutta una serie di classificazioni interne, dai protezionisti agli indipendentisti quali voi siete. Ma questo indipendentismo moderno, oltre che declinarsi da un punto di vista ideale, si declina anche da un punto di vista pragmatico, perché oltre a non sentirsi più nazionalista, oltre a cominciare a rigettare l'idea di essere un indipendentismo escludente, cioè della serie la mia nazione è migliore di tutte, io devo lottare per la mia nazione, delle altre non mi interessa, l'indipendentismo moderno invece non è così. L'indipendentismo moderno è molto più dialogante rispetto a prima. L'indipendentismo moderno ha riproposto dei concetti importantissimi, anche in termini di mobilitazione politica, che molto spesso si tendono a dimenticare ma sono assolutamente centrali, come quello di identità e come quello, al suo cospetto, io aggiungerei anche di identificazione. Poi ce n'è un altro che a me fa sorridere per come viene usato in Sardegna anche da molte formazioni politiche. Scusate se sogghigno un po', è quello di sovranista, che non esiste. Cioè, sovranista è un termine che non c'è. Ma badate, non è che non ci sia solo da un punto di vista scientifico, perché naturalmente quello che noi studiamo lo fate voi, quindi noi dobbiamo recepire quello che voi fate, ma non c'è nemmeno da un punto di vista politico. Perché? Andiamo un po' in giro per l'Europa e vediamo che cosa vuol dire sovranità. Sovrania, quello è un termine giusto, non sovranismo. Cos'è la sovranità? È una tappa. Voi l'avete inventato in Sardegna e l'avete veicolato voi quando eravate IRS, ma ancora adesso. Cioè voi siete stati i primi a veicolare questo termine che sembrava tabù, ma gli scozzesi l'hanno scoperto 30 anni fa, quando si sono accorti di avere il petrolio e hanno detto Londra mica lo quiere piccare, no, questo ok. Quindi lo Scottish National Party diventa da partito conservatore, diciamo, un po' nazionalista retro, così come si potrebbe chiamare, si è spostato verso posizioni di sinistra. Ma non perché si è spostato verso posizioni di sinistra, perché si è spostato verso posizioni indipendentiste, passando attraverso la sovranità. La sovranità altro non è che raggiungere la autodeterminazione e l'autosufficienza in alcuni elementi e in ambiti che riguardano la vita di tutti noi. La Scozia ha pensato di farlo dal punto di vista economico, il Galles non ha questa possibilità e ha pensato di farlo da un punto di vista magari culturale, i Paesi Baschi lo fanno un po' l'uno un po' l'altro, ci sono diverse condizioni, a seconda naturalmente della condizione specifica della nazione senza Stato. Per cui la sovranità è una tappa che deve portare, a seconda di chi ovviamente la percorre, all'indipendenza. Quindi il sovranismo in sé per sé non significa nulla e significa invece usare il termine di sovranità come tappa per l'indipendentismo, per l'indipendenza. Una tappa che ad esempio
si può vedere anche in un altro modo, che è sempre stato scoperto da voi, che è quello dell'avvertenza entrate. Noi saremmo stati ancora a dormire in Sardegna se non ci fosse stati voi 10 anni fa che hanno aperto gli occhi a tutti i sardi e adesso è diventato patrimonio comune. Come mai lo Stato-nazione è in crisi e come mai i partiti italiani che hanno sede nelle nazioni, cioè i partiti centrali che hanno sede nelle nazioni senza Stato e anche in Italia, sembrano quasi in un certo qual modo rincorsi da un fremito di inseguire i vostri temi? Voi l'avete notato tutti, fino a qualche anno fa tutti vi tacciavano come folcloristici, sbagliando, completamente sbagliando, comunque con un atteggiamento assolutamente superficiale alla situazione sarda, e adesso invece voi sapete bene che ci sono tutta una serie di partiti che inseguono voi sui vostri temi. Il centrosinistra e il centrodestra, a ragione o a torto, lo fanno. Questa però non è una cosa che vi deve spaventare, a mio modo di vedere, questa è una cosa che vi deve inorgoglire ed è una cosa che in un certo qual modo fonda l'indipendentismo moderno, perché l'indipendentismo moderno è fatto anche, oramai, di partiti che sempre più che cosa pensano di fare? Di allearsi o comunque di discutere con partiti che sono di espressione centrale. Questo non significa assolutamente, lungi da me volerlo significare, che significa una liquidazione delle vostre idealità a favore dei partiti centrali, ma significa invece al contrario una presa di coscienza e un ampio margine di maturità che voi avete dimostrato, e non solo voi, potrei citare veramente una ventina di partiti in tutta l'Europa che hanno provato a fare questo tipo di discorso. A volte è andato bene, a volte è andato male, ma il passaggio da un indipendentismo escludente ad un indipendentismo dialogante è uno degli aspetti centrali. E poi da politologo umile quale sono, ovviamente non posso non tenere conto anche di un altro aspetto molto importante. Laura è deputata del Parlamento, cioè è vero che loro hanno un'esperienza istituzionale molto più lunga della nostra, però oramai tutti gli indipendentisti, i partiti indipendentisti, hanno capito che non è necessario solo rifiutare le istituzioni le quali si vogliono combattere, ma è importante provare ad entrarci nelle istituzioni. E anche questo non significa doversi appiattire verso un modo di fare tutto politico, italiano, magari della peggior maniera. No, significa aver compreso che entrare all'interno delle istituzioni è molto importante proprio per provare a veicolare l'immagine che fino a poco tempo fa veniva veicolata a livello culturale, a livello musicale, da vari gruppi musicali, ad esempio, e gli esempi possono continuare. Finalmente gli indipendentismi e i partiti indipendentisti moderni cominciano a fare questo tipo di discorso. E in Sardegna esiste. Poi, ovviamente, voi avete tante idee diverse rispetto a questo processo, però questo processo è un processo, secondo me, di maturità. Ed è un processo di maturità che si lega a che cosa? Facendo una digressione, mi hanno detto di parlare poco perché abbiamo iniziato tanto, altrimenti avrei dato qualche elemento in più. Arrivando dalla sfera europea alla sfera sarda, in che cosa si vede? Si vede in una di quei fenomeni che io mi sono permesso, scusate se mi cito, non è mio costume, ma essendo che Manuele giustamente ha detto che sono l'unico che studia più o meno queste cose in Italia ed essendomene occupato molto della Sardegna, mi devo autocitare, noi siamo in una fase di veglia, perché io ho definito l'indipendentismo o il regionalismo sardo che attraversa fasi di sonno e di veglia. Voi lo sapete tutti, addirittura quasi ad ondate, a decadi. Gli anni 80 il vento sardista, gli anni 90 silenzio, gli anni 2000 in modo particolare adesso una ripresa, e se tornate indietro nel tempo ritroverete tanti esempi. Questo tipo di situazione in Sardegna oggi vive una cosa nuova, che la percezione dell'indipendenza ha fatto presa sulla gente. Voi mi chiederete, e come fai a dirlo? È solo un'impressione? Sì, è solo un'impressione fino a poco tempo fa che io avevo, e avevo purtroppo il rammarico di non poterla provare scientificamente. Ora lo posso provare, perché
non so se voi avete sentito, forse avete anche partecipato, l'Università di Cagliari con l'Università di Edimburgo in Scozia hanno promosso un referendum sull'identità sarda fatto di tante domande a cui hanno risposto più di 6.000 sardi. Per cui, credetemi, dal punto di vista scientifico già vi posso dire che è un'ottima misurazione statistica per valutare effettivamente il clima. E adesso inizio a darvi qualche dato che sicuramente forse alcuni di voi non conoscono e probabilmente sul quale sarebbe necessario riflettere. C'era una domanda che non è mai stata fatta. Sto finendo, Manuè. C'è una domanda che... Come? Zicherese mantenere e tornare a conca totus o negocios o presordatos o... No, non ero solo custar duas cosas e poi... Dipende, si invece che resare un minuto in prusu pro l'aere... magari... non che queres piccare su tempus associateros. No, se ti queres spiegare una zico pro de tempus pro li spiegare, hai settamusu, fachimusu, fa vedere, cioè fachimusu uno zero. Naro, ne si custu dato e poi, giustamente come lo dovevi settare, lo sono settato. Devo che io mantenere esa suspense. Questo ne si lo devo dare, Sono completamente in disaccordo. Manuè, ne si questo lo devo dare. Poi mi mudo. Che poi già mi date si candana, si invece lo manteniamo. Va bene, dai. Ok, perfetto. No, sto brullando, vai. Almeno questo dato però permettetevi di darlo. Due molto veloci. Il primo, una domanda che a livello scientifico in Sardegna non è mai stata fatta da nessuno. Ed è una domanda semplicissima. Nei Paesi Baschi è stata fatta tante volte, in Scozia, dovunque nelle nazioni senza Stato, solo in Sardegna. Che domanda è questa? Lei si sente più sardo, solo sardo, più italiano che italiano? Una domanda banalissima che ha strutturato un politologo spagnolo che si chiamava appunto Moreno. In Sardegna nessuno l'ha mai posta. Il 67% dei sardi si pronunciano a sardo, solo sardo o più sardo che italiano. Il 26% e il 37%. Ma ce n'è un'altra che vi interessa di più, sulla quale poi tornerò. Vi do un'anticipazione, un libro uscito 2 settimane fa e se volete ci ritorno, proprio per tornare a quello che vi dicevo prima, per farvi capire come l'indipendentismo è un qualcosa che è circolato e che è penetrato all'interno della società sarda. C'era un'altra domanda. Come immagina la Sardegna del futuro? Come vorrebbe la Sardegna del futuro? Il 41% dei sardi, 41% dei sardi risponde di volere una Sardegna indipendente, di cui il 10% è così, è proprio così. Il 10% al di fuori dell'Unione Europea e il 31% all'interno dell'Unione Europea, così come un altro padre fondatore dell'indipendentismo moderno, secondo me, ahimè, prematuramente scomparso, che era Antonio Simon Mossa, era stato il primo a pensare a un'Europa di popoli e di nazioni in Europa, a diventare il modello per molti altri europei, e adesso si parla di Europa dei popoli e delle nazioni e delle etnie. Scusate se l'ho fatta troppo lunga, la passione per questi temi mi porta a dire tante altre cose, se c'è il tempo qualche altra cosa riesco a dirla. Grazie mille. Come tu hai scrivene che Deus o meredommo però a sovranità limitata, vi ti stavo promettendo, ti ho fatto fa vedere una terra oretta, ma poi non boccana, dunque ermenzo su. Carlo a Dolumanno non vediamo spacco, due volte a sanno, non intendiamo spacco, ovviamente, cada uno che sostravallo che ha da fare. Mi va che piacere che a punto chi si spillu una paia di nervi quando vi può presentare chi ha colliu supra fatto della costruzione di sé, a borta supra base forte, a borta scherza base, dunque siamo resessiosi a far vedere del nazionalismo, del non nazionalismo, che prima o poi li diamo a sapere un numene a questo non nazionalismo, caso non va arribata, quindi sono completamente d'accordo. L'indipendentismo, un'altra cosa, giusta me, da chi attenete a un travallo che viene fatto
in sa politica indipendentista contemporanea da annos este quello della sovrania. È una cosa interessante meda, che è un termine nobile meda sul termine della sovrania, che per tocca a su fatto, come ci sta fatto in Catalogna, in Paesi Baschi, in Scozia, deve anche scomprendere vinas a ateras, a ageras politicas, che non sono prettamente indipendentistas, che le cosiddette fette di sovranità possono essere assuntas in progetti politici che non necessariamente globalmente kirchene o comunque siano totucantos in intro di un cammino netto, però che si possono fare passos. Cosa diversa è, come si sta un altro termine, che non potete essere un progetto politico, per un semplice fatto, veramente semplice, ma da chi non ha un punto di arrivo. Cosa diversa dell'indipendentismo ed è cercare di formare una repubblica che è un punto di arrivo chiaro e assolutamente inequivocabile. La citazione di Antonio Simon Mossa veniti proprio perfetta pro presentare il nostro relatore. Antonio Simon Mossa tra Antoni, mestiacia americana, Antonio Simon Mossa tra le cose armedas che ha fatto, che ha studiato, ma una cosa che non viene citata da me da chi, ma sempre affascinato Meda. E si sta un primissimo esponente politico a sabizzare desufatto, e per questo chi nomar tornamos a conto, a sabizzare desufatto che bideppet essere un'istoria condivisa. Chi su cammino che tu andas a fare deve essere inquadrato in un'ottica, che non siamo a sanno zero desistoria desorsardos. In genere, quando si fa vedere questo, si cercano sempre personaggi ormitici, mascamente si non siamo certi se siano esistiti o no. Invece Antonio Simon Mossa si sta pronenare una su primo politico che ha mai citato, come appunto personaggio storico, tra virgolette indipendentista, comunque chi tocca a questa linea, John Maria Angioy. E si sta su primo su 1967, anno che John Maria Angioy non esistia. In cui 2 anni Cartaraspi finalmente ha a scrivere il libro di storia, uvata a toccare di storia medievale, dunque de Ugone e dell'Eleonora, e dai cui tutto canto a bene. Dunque sono contento meda che in questa citazione storica, anzi questa citazione storica, devo penso che siete perfetta per dare la paragola a Omar Onnis, a Murgianau, storico e mascamente in questo caso rappresentante del Progress. Grazie Emanuele. Intanto dico che si sta più comodi qui che sul Trespolo, quindi è già un progresso. È una forma di autodeterminazione anche questa. Sì, la storia. Chiaro, noi dobbiamo avere un orizzonte anche narrativo in cui inserire la nostra esistenza nel tempo e nello spazio. A cosa ci serve la storia? Se lo sono chiesti in tanti nel corso dei secoli, chi ha detto che la storia deve essere maestra di vita, chi deve essere la raccolta dei fatti significativi nel corso dei secoli, chi l'ha presa come un lavoro di erudizione, di ricerca documentaria, chi come la narrazione di date, fatti, successioni al trono, battaglie, guerre, eccetera. A me piace un'altra accezione di storia, un'altra visione che poi è quella della scuola delle Annales francese, vari Marc Bloch, Fernand Braudel, eccetera. Per cui la storia è la scienza degli uomini nel tempo, degli uomini, non dell'uomo astratto, di tutti gli uomini. È una cosa un po' diversa, è la scienza, quindi c'è lo studio, il metodo, il rigore, degli uomini nel tempo. E a questo mi ha fatto pensare anche una bella definizione di Bachiso Bandinu, che pochi anni fa scriveva a cosa ci serve conoscere la nostra storia? E lui risponde, la storia serve a situarci. Allora la domanda che mi sto facendo da tanto tempo è questa, noi ci sappiamo collocare nel tempo e nello spazio? La risposta che mi sono dato è no, noi non ci sappiamo collocare nel tempo e nello spazio.
Non sappiamo dove siamo, non sappiamo quando siamo, non sappiamo da dove veniamo. Ma la storia non è una conoscenza di fatti astratti. La storia alla base ha una stratificazione di eventi, di processi anche molto complicati, ha un andamento molto simile alla tettonica, è un fatto quasi geologico o anche biologico se vogliamo. Quindi ci sono stratificazioni, non si butta niente nella storia, qualcosa che ci portiamo appresso magari da millenni riemerge, si ripresenta, è un continuo rimescolamento di elementi. E quando questa storia si stratifica in un territorio ben delimitato, come può essere la Sardegna, che ha dei confini molto precisi, è un'isola, questa stratificazione avviene in modo molto forte e molto concentrato. La Sardegna è abitata stabilmente da circa 15.000 anni, 14.000 anni, e in tutto questo corso di millenni, questa serie di millenni, non c'è stata mai un'interruzione. Mai un'interruzione. Quando ci raccontano la nostra storia ci dicono che siamo sempre stati dominati. Certo, un tempo c'era della gente in quest'isola, non si sa chi fossero, i sardi a volte dicono. La Sardegna è stata abitata. Su un sussidiario in uso nelle scuole, anche sarde, si dice, appunto, c'è un capitoletto dedicato alla Sardegna dove si dice una storia di dominazioni, questo è il titolo, e poi si racconta che 2000 anni prima di Cristo in Sardegna c'erano i sardi, quindi già tagliando, sforbiciando circa 13 millenni, insomma una decina di millenni di storia. 2000 anni prima di Cristo c'erano i sardi, poi sono arrivati i fenici, i punici, i romani, i bizantini, gli arabi, i pisani e i genovesi, anzi i pisani e i genovesi insieme, perché solo in Sardegna si compie questo miracolo, cioè che lì si facevano la guerra ovunque, però in Sardegna dominavano insieme, perché così, poi spagnoli, e poi arrivano i piemontesi, e poi basta. Non si sa cosa sia successo dopo. Comunque i sardi c'erano 2000 anni prima di Cristo, poi non ci sono più stati. Sono arrivati altri, si sono messi al posto dei sardi e così via. Funziona così la storia? No, è ovvio che non funzioni così. La popolazione della Sardegna è stabile da 14-15 mila anni, abbiamo avuto delle vicissitudini molto complesse. Perché? Perché siamo un'isola in mezzo al Mediterraneo occidentale, un crocevia di traffici. Noi ancora oggi siamo un'isola al centro del Mediterraneo occidentale. Lo dico perché siccome ci dipingono sempre come una regione meridionale italiana, allora qualcuno ha questa strana lettura, spesso parla di cose sarde o di cose italiane, dice il resto della penisola, di quale penisola? Cioè noi non ci siamo nella penisola, siamo un'altra cosa geograficamente. Quindi anche sapersi collocare geograficamente è un'importanza. E poi non ci sappiamo collocare storicamente, perché tutta questa nostra stratificazione storica di millenni, che è stata toccata da tutte le correnti della civiltà umana di questa porzione di mondo, tutte le correnti, qualcuna l'abbiamo creata anche noi abbiamo prodotto un paio di civiltà molto significative, la civiltà nuragica, che era la più grande civiltà del Mediterraneo occidentale e dell'Europa occidentale nell'età del bronzo. Questo non lo leggete in nessun libro di storia, ma sono cose abbastanza evidenti. Ma anche la civiltà giudicale, per esempio. Sono stati secoli di grandissima produzione di civiltà, non cultura. La cultura la produce qualsiasi comunità umana, anche il più sperduto dei villaggi produce una sua cultura materiale, una sua trasmissione delle conoscenze, eccetera. Io sto parlando di civiltà, cioè una manifestazione di tutte le potenzialità umane in tutti gli ambiti possibili, da quello economico a quello culturale, artistico, politico, giuridico, eccetera. Civiltà giudicale, questa sconosciuta. Allora noi, non sapendoci collocare e non conoscendo la nostra storia, noi ci perdiamo anche delle cose molto, molto belle. Ho parlato di civiltà nuragica, tutti più o meno la conoscono perché i nuraghi sono molto evidenti. Ho parlato di civiltà giudicale, già questa è meno evidente perché a noi ci hanno raccontato che in Sardegna ci sono un po' di chiese romaniche, però è di romanico pisano solitamente. No, non è vero, quello sono chiese giudicali, per esempio. Ma poi in Sardegna c'è stata la rivoluzione. Giovanni Maria Angioi. Perché Emanuele dice Antonio Simon Mossa ha estratto quasi dal cilindro, ha tirato fuori Giovanni Maria Angioi dall'oblio
e l'ha inserito in questa storia di autodeterminazione? Perché fino a quel momento Giovanni Maria Angioy era stato cancellato. In Sardegna, sino al 1984, a livello accademico, Giovanni Maria Angioy c'era una sorta di damnatio memoriae sul suo nome. Tutta quella nostra epopea storica, che non è durata il triennio rivoluzionario di cui si parla a volte, 1794-1796, ma è durato fino al 1812, quindi stiamo parlando di tantissimi, una generazione praticamente, in cui la Sardegna era in una situazione para o apertamente rivoluzionaria. Questo lo sappiamo noi? No, non lo sappiamo. Della rivoluzione sarda ha parlato finalmente in termini obiettivi per la prima volta nel 1984 Girolamo Soggiu, nella sua storia della Sardegna sabauda, e facendo un avvertimento, è bellissimo ad un certo punto, a pagina 162, ad un certo punto lui deve raccontare gli sviluppi proprio più clamorosi, no, della stagione rivoluzionaria, la cacciata dei piemontesi, i moti angioiani con tutte le conseguenze, i bombardamenti sui villaggi, l'arrivo dei Savoia a Cagliari, eccetera, eccetera. E lui fa questo inciso e dice: facciamo attenzione, perché adesso io sto andando a raccontarvi una cosa che può avere dei risvolti politici, quindi bisogna maneggiarla con molta cura. Questa cosa mi ha sempre colpito. Perché devi fare questo avvertimento? Cosa c'è sotto? Che retropensiero c'è? Come dire, attenzione che se i sardi un po' cominciano a maneggiare la loro storia, potrebbero anche cominciare ad avere strane idee in testa. Che avvertimento è dentro un libro di storia questo? A me è sembrato sempre molto significativo. E perché comunque ci serve saperci collocare nel tempo e nello spazio? Perché uno può dire, vabbè, ma chi se ne importa? No, attenzione, questa è una cosa fondamentale per le nostre vite, per i nostri corpi, la nostra vita materiale, il nostro esistere nel mondo e le nostre relazioni anche. Noi abbiamo bisogno di saperci collocare, perché se no noi non possiamo autodeterminarci, ma neanche individualmente, perché non sappiamo neanche dire chi siamo. Uno viene a chiederti chi sei, tu non lo sai. Come fai ad autodeterminarti? E soprattutto come fai ad alimentare, a innescare e poi ad alimentare quelle relazioni in cui noi necessariamente dobbiamo vivere? La Sardegna è al centro del Mediterraneo occidentale. Vi sembra che al momento questa nostra condizione privilegiata, perché noi non siamo periferici, noi siamo centrali, questa nostra condizione privilegiata, vi sembra che noi la stiamo attivando, ne stiamo usufruendo e la stiamo valorizzando? A me sembra di no. Noi stiamo appresso alle questioni dell'avvertenza trasporti, delle continuità territoriali con l'Italia, e poi abbiamo il porto di Barcellona che dista meno di quello di Genova dalla Sardegna e non lo sappiamo neanche. Allora perché ci serve conoscere la nostra storia e saperci collocare nel tempo e nello spazio? Ci serve proprio per avere la possibilità di operare delle interrelazioni, delle interdipendenze, di diventare un soggetto storico che ha delle relazioni con gli altri soggetti storici vicini, perché noi ci bagniamo i piedi in un mare in cui se lo bagnano a tantissimi altri popoli, europei, nordafricani, medio orientali, e siamo tutti fratelli, perché ci bagniamo nello stesso mare, nel nostro sangue scorre lo stesso sangue. Noi abbiamo una leggenda qui a Nuoro, Orune, la leggenda della Via Lattea, ce l'abbiamo in comune con le popolazioni berbere. Le popolazioni berbere, quando devono invitare al ballo in cerchio, dicono dur dur. Noi diciamo duru duru. Questa la devo ad Alberto Masala, glielo devo riconoscere perché sennò si offende. Però capite che noi abbiamo delle parole, dei fitonimi, nomi di piante o toponimi che sono collegati col basco, altri con l'albanese. Cioè immaginatevi in quale rete di relazioni noi siamo da millenni. E adesso non ci sembra di essere così collegati però, perché siamo in una condizione penosissima di dipendenza e di soggezione in qualche modo, perché noi non siamo in grado di attivare le nostre interrelazioni, anche perché non ci sappiamo collocare nel tempo e nello spazio. La storia ha dei risvolti molto concreti, molto materiali, ha a che fare con l'economia, con la nostra vita, con la valorizzazione delle nostre risorse. Come diceva Paolo Piras prima, ad Arborea esisteva già una rete, esisteva una consapevolezza di sé che ci ha consentito di reagire anche a un tentativo di speculazione. È chiaro, immaginatevi di estendere questo modello a tutta la Sardegna. Secondo me qualcosa cambia.
E mi fa moltissimo piacere che anche in ambito internazionale, dove ci sono nazioni senza Stato, dove ci sono popoli che provano ad autodeterminarsi, ormai abbia preso piede questa visione dell'autodeterminazione come un processo di relazione anche con gli altri, di fratellanza. Ieri abbiamo fatto una partita amichevole tra la rappresentativa sarda e quella catalana. Con i catalani ci siamo distrutti l'un l'altro nel XV secolo. Ci siamo distrutti l'un l'altro, loro lo sanno molto bene, noi un po' no, però è successo questo. Eppure ieri abbiamo fatto una partita amichevole e siamo molto amici con i catalani, così come lo siamo con i baschi, così come lo siamo con gli occitani, con i corsi e con tutti gli altri popoli, ma anche con gli italiani, con i francesi, con gli spagnoli, con tutti, è normale. Questo deve essere poi lo scopo dell'autodeterminazione e deve essere anche lo scopo dell'assunzione di responsabilità che parte dalla conoscenza di noi stessi nel tempo e nello spazio. Grazie. Mi venita conca una cosa semplice, che ha tutte le cose illuminanti. Quando vi popizzinne, dopo cominciavo a pensare a queste cose, pensavo in maniera semplice meda. Andando da innanzi schisosanno, cominciavo a ponere barocchismo a inghirio di tutta la costruzione storica, concettuale, politica, quando poi arrivavo a comprendere una cosa, la paragola che mi abbarrava, avete la paragola da esacale vi potucau, tutto il resto vi ti spariu. E in questo la cosa che mi suveniti è noi non siamo solos. Una die, vi posso sempre, insomma, sono sempre forroccando in libro di varia natura, e una di vi può leggere questa interessantissima cronaca insomma fatta in diretta durante la prima guerra mondiale in Algeria, punto, a capo lettera maiuscola. A postigi della prima guerra mondiale in Sardegna si venite a formare una serie di movimenti su prurmanno che si venite a formare este sul movimento desorreduces del 151 e del 152 reggimento della brigata tataresa, che poi andano a formare su partito sardo d'azione, cioè questo reduces che sono uomini di 30 anni perfettamente allenati che prur della prima guerra mondiale ite ti potete allenare, mantenere ana perfettamente su potere armau sopra de tutta la Sardegna, da nord a sud, da est a ovest completamente, e dimandano non solo in maniera semplicemente verbale, ma vinaschinazione, se sono anni veramente turbolenti, anni veramente di abbolotto di cada zenia, dimandano una linea politica. Questa linea polica sono due generali che si piccano Zafaina della Dare, sono Camillo Bellieni e Emilio Lussu, due personaggi estremamente diversi l'uno dall'altro, hanno a fondare su sardismo. Su sardismo è stato da narrare che su fascismo, che su sardismo è malu, o narrare che su sardismo è buono, è una cosa assolutamente senza senso. Il senso che su sardismo ad Olumanno nasciti in una base che data in mano su potere a una dirigenza che poi namusu in certas cose rispondete a sardimandas desa base namusu in maniera coerente, in ateras sicuramente deo pesso a beru sicuramente in buona fede, in fide buona, che cercando di dare risposte, però da risposte che non sono a bisu nostro belle un secolo a pustisi, anzi un secolo a pustisi, coerentese. Una de custas è la teoria della nazione fallia. La teoria della nazione fallia è desintegrazione che in Italia veniti fundata sopra il debito di sangue. Dunque, Camor mandavo a morrere un montone di sardos nelle montagne del Carso e dunque semus italianos che non lude piese. Torniamo a conto. Se voi andate a leggere su chi capita, i suoi movimenti, tra virgolette, ma in cui, fino a spaccare virgolette, nazionalistas de curdos annos, islamicos, giovani islamici mi pare ginavano, come non credo va che farta,
algerinos, a cavallo della prima guerra mondiale, nana. Noi si bordamus, sorzovanor nostros, pro 2 annos. 2 annos de leva, che carennare 2 annos de guerra, che loro mandano in issa leva i 6 annos della prima guerra. Boisi però non torraese cittadinor francesos. Cioè promore de questo sacrificio issos e tutte le famiglie issoro hanno aere la cittadinanza francese, cioè issas colonias non hanno essere colonos ma francesos. Le cose hanno andare in maniera assolutamente diversa, questa cosa non viene tazzettata e via. Dopo la poletta ha la bocca aperta. Cantubata de simizzante in questa epopea trista de custos che cherene gettare sorzovanos issoro promore de aere la cittadinanza francese in comune chi s'epopea trista nostra de zovanos che non sono stati mandati, sono stati piccati, anzi sono stati proprio mandati come desinati sardo, cioè che lo hanno mandati e insomma ischimur bene come è andata. Questa è una, sono 1000, sono de che mizza che non fa che ne comprende che non siamo solos in generale. E proprio per comprendere che non siamo solos in queste cose armalas, ma che non siamo solos manco che renare schiamo a bortas de imparare, è per questo che Laura Menteghi, che vos ha già presentato, parlamentare basca, l'amos ascoltare in attenzione, per cercare di comprendere come funziona, insomma, voi avete già un montone veramente locormedas in intro delle istituzioni, se piccare dei rappresentanti indipendentistas, in una situazione diversa, ma come ti vediamo non siamo attrezzando, e dunque per cercare di comprendere si possiamo imparare qualche cosa, che è sempre giusto da ascoltare che non siamo solos. Saludos a todos. Sono contenta di essere in Oche. Grazie per aver a me a suo País Vasco. Saludos. Bihotzez, benetan, barrutik, zuen konbiteagatik eta hemen egoteko aukera emateagatik. Eskerrik asko guztiei eta bereziki ere eskerrik asko Joata eta Ainoari lagunduko didatelako. Grazie di cuore per avermi invitato qui e soprattutto anche a Joata e a me per la traduzione. Antes de hablar de la idea que tenemos de cómo conseguir la independencia, voy a hablar un poco del País Vasco, quiénes somos y dónde estamos y qué pretendemos. Hay un dicho inglés. Prima di parlarvi della nostra idea di come ottenere l'indipendenza, vi voglio parlare un po' di chi siamo, dove siamo e basta. C'è un detto di un inglese che dice: Este dicho inglés dice: antes de que Dios fuera Dios y antes de que las piedras fueran piedras, los vascos ya eran vascos. Che dice, prima che, io lo traduco, magari qualcuno non ha capito, prima che Dio fosse Dio, prima che le pietre fossero pietre, i vaschi c'erano già. Quiere decir que es un pueblo antiguo, que nuestros científicos calculan que hablamos nuestra lengua hace 40.000 años.
Allora, è un popolo molto antico che i scientifici calcolano che parliamo la nostra lingua, l'euskera, da 40.000 anni. Antes del Imperio Romano, antes de las pirámides de Egipto, antes del Neolítico, desde el Paleolítico superior. Prima delle piramidi, prima dell'Imperio Romano, dalle piramidi egiziane, dal Neolitico superiore. Y a pesar de ser un pueblo tan antiguo, somos tan jóvenes que todavía estamos luchando por tener un Estado propio. E anche se siamo così antichi, siamo ancora così giovani che stiamo ancora lottando per avere un proprio Stato. Para dar unos pocos datos, el País Vasco está situado entre Francia y España, 3 millones de habitantes, de los cuales más de 2.700.000 están en la parte española y solo 300.000 en la parte francesa. Allora, i Paesi Baschi sono divisi fra la Spagna e la Francia, in totale facciamo 3 milioni di abitanti, 2.700.000 nella parte spagnola e 300.000 persone, abitanti, nella parte francese. En la parte española tenemos 2 administraciones, 2 autonomías, y esto ha sido una política estratégica de España para que no estemos juntos y para evitar precisamente nuestros afanes independentistas. Per quello che corrisponde alla parte spagnola siamo divisi in 2 amministrazioni pubbliche diverse, in 2 comunità autonome diverse e questo è stato un preciso piano spagnolo, dell'Stato spagnolo per tenerci divisi. Este es uno de los 3 problemas principales que tenemos para conseguir la independencia, la territorialidad. Es decir, no estamos dispuestos a prescindir de ninguna parte del País Vasco para ser un pueblo unico. E questo della territorialità è uno dei 3 problemi che abbiamo noi baschi per ottenere la indipendenza, visto che non siamo disposti a lasciar perdere, ad abbandonare i territori che non sono dentro i Paesi Baschi. El otro gran problema que tenemos es que hemos vivido por lo menos 50 años de lucha armada y que, a pesar de que pronto hará 2 años que la organización ETA decidió dejar las armas, todavía tenemos un proceso de paz por hacer. Un altro problema è quello del terrorismo, che anche se sono quasi già 2 anni che hanno lasciato di parte le armi, che c'è pace, sono stati 50 anni di lotta armata e c'è da fare un processo di pace che è in quello che stiamo messi adesso. En estos 50 años han pasado miles de personas por la cárcel, todavía hay 700 personas y muchas de ellas están acusadas de terrorismo, algunas por actividad armada, pero otras muchas, más de la mitad, por su actividad política, cultural y disidente. Es decir, la disidencia se ha calificado como terrorismo y se ha castigado. Migliaia di persone sono passati dal carcere, ancora ci sono in carcere intorno a 700 persone, molti sono stati accusati da terroristi, alcuni perché erano terroristi, altri per la loro attività politica e culturale e anche quelli che erano dissidenti sono stati calificati come terroristi. Precisamente la estrategia del gobierno español es no avanzar en el proceso de paz porque saben que el día que acabemos con este proceso de convivencia, al día siguiente exigiremos la independencia. È proprio questa la paura dello Stato spagnolo, il processo di pace, l'ottenere la pace, perché lo Stato spagnolo lo sa che il giorno dopo che noi otterremo la pace completa nei Paesi Baschi, il giorno dopo ci sarà un movimento indipendentista di cui loro hanno veramente paura. Y el tercer problema que tenemos, aunque parezca mentira,
es que nuestra situación económica es mejor que la de otras autonomías de España. Y esto hace che la gente esté más relajada. E il terzo problema, sembra che non può essere, però è che i Paesi Baschi hanno una situazione economica molto migliore di altre comunità in Spagna e questo fa sì che la gente sia rilassata, che non ci pensi tanto e questo è anche un problema. Y la situación económica es mejor porque hemos tenido una autonomía, o tenemos una autonomía, con muchas competencias de fiscalidad. El sistema fiscal es propio, de educación, sanidad y servicios sociales. Lo hemos hecho a nuestra manera y lo hemos hecho mejor. E noi siamo economicamente meglio perché noi abbiamo molte competenze nostre. Da una parte la fiscalità è completamente nostra, noi gestiamo i nostri soldi e d'altra parte competenze come l'educazione, la sanità, i servizi sociali sono nostri, li abbiamo gestiti noi e li abbiamo fatti bene e allora siamo meglio e siamo più ricchi. Así como en Cataluña el elemento económico puede ser un catalizador para un proceso independentista, en nuestro caso el elemento económico no es un catalizador. Se in Catalogna l'elemento economico è un catalizzatore per diventare indipendentisti, non lo è nei Paesi Baschi. Sin embargo, en nuestro caso sí puede haber otro catalizador y es que el gobierno español está quitándonos día a día las competencias que hemos tenido hasta ahora. Però il catalizzatore per i Paesi Baschi invece è che giorno dopo giorno, uno al giorno, il governo spagnolo ci sta togliendo le competenze e questo diventa il catalizzatore. Porque todo proceso independentista necesita una chispa, un catalizador, un elemento que en un momento determinado haga que el trabajo que se ha ido haciendo previamente se una y haga que se cree una masa crítica suficiente, porque todo independentismo es un movimiento de masas siempre. Perché tutti i movimenti indipendentisti hanno bisogno di una scintilla, di un catalizzatore che faccia sì che a un certo momento, dopo che si è fatto tanto lavoro dietro, scatti una massa critica per cui si va verso l'indipendenza. Es muy difícil conseguir un proceso independentista en frío, sin ese elemento que aglutine en un momento dado. Y ese elemento suele ser externo, imprevisible y no se puede prever. Un movimento indipendentista non può iniziare nel freddo, cioè dal freddo. Come ha detto prima, ci vuole questa scintilla che faccia esplodere e che agglutini alla gente, che metta insieme alla gente e di solito questa scintilla è esterna ed è improvviso. È una cosa che non si prevede. También es verdad que se puede provocar. E si può anche provocare. Se ha hablado previamente de nuestra experiencia. Es cierto, tuvimos elecciones en una de las 3 administraciones del País Vasco, en la más amplia, la que tiene más de 2 millones de habitantes. Si è parlato della nostra esperienza. Noi abbiamo appena avuto le elezioni a ottobre dell'anno scorso in una delle 3 amministrazioni che abbiamo, che è quella più popolata, che ci sono intorno a 2 milioni, intorno a 2 milioni di persone, abitanti. Y en estas elecciones me presenté a presidente del Gobierno vasco, quedamos como segunda fuerza, solo a 6 diputados del primer partido, que es el que gobierna ahora. In queste elezioni
In queste elezioni lei si è presentato al Presidente del Consiglio, al Presidente del Governo basco, anche se sono rimasti come secondi, non hanno vinto, non sono rimasti come secondi, sono arrivati a 6 deputati del primo partito che ha vinto le elezioni. Y desde el primer día hemos dicho lo mismo. Y les prometí a las personas que estaban escuchando, no os prometo nada alegre, nada agradable, porque os voy a hacer una proposición rara. Os voy a proponer, les decía, que seáis un poco tuertos y un poco cojos. Lei dall'inizio e poi sempre ha ripetuto a loro dicendo che non sarà una cosa facile, che non sarà una cosa gradevole. Lei diceva a tutti di essere un po' zoppi e un po' guerci. Un poco cojos porque tenemos que tener un pie en la institución y el otro en la calle. Un po' zoppi perché dovevano avere un piede nelle istituzioni e un piede nella strada con la gente. Y un poco tuertos porque tenemos que tener un ojo en el presente y el otro en el futuro que vamos a construir. E un po' guerci perché dovevano avere un occhio nel presente e un occhio nel futuro che dovevano costruire. Hay que ir haciendo una política transicional, de transición, de paso. Es decir, saber dónde estamos, pero sobre todo saber a dónde vamos. Bisogna fare una politica transizionale, sapere dove ci si è, però sapere anche verso dove si va. La independencia es un trabajo de cada día y para ello hay que buscar dos tipos de desvinculación con el Estado. Allora, l'indipendenza è un lavoro che si fa tutti i giorni e per farlo bisogna trovare un modo di svincolarsi dallo Stato. Una desvinculación objetiva y se refiere a elementos materiales y económicos. Una svincolazione obiettiva che si riferisce a elementi materiali e economici. Y una desvinculación subjetiva que se refiere a identidades y a imaginarios. E una svincolazione soggettiva che si riferisce a identidades e imaginarios. A identità e a immaginari. Esta mañana he oído hablar de la importancia de los elementos identitarios. Questa mattina ho sentito parlare di elementi identitari. Y es verdad, son necesarios y el conocimiento de la historia también. Ed è vero, è necessario, e anche la conoscenza della storia. Pero la historia no es imprescindible, no necesitamos una justificación histórica, y lo digo como un pueblo viejo. Però non è proprio necessaria la storia, non è imprescindibile, e lo dico come una che appartiene a un popolo vecchio. Y tampoco es suficiente el elemento identitario o la cultura o el folclore, porque la cultura, cuando ya entra en los museos, deja de ser transgresora. E non c'è neanche bisogno dell'identità, neanche della cultura, perché alla fine comunque quando la cultura entra nei musei non è più trasgressiva. Realmente el único elemento imprescindible es la voluntad. È la volontà l'unico elemento imprescindibile per costruire la indipendenza. Pensamos que el
la independencia es un constructo que necesita 3 elementos, o hay que construir en 3 niveles. L'indipendenza ha bisogno di 3 livelli per essere costruita. Se construye Estado, que es un elemento político. L'Estato, che è un elemento politico. Se construye nación, que es un elemento identitario. Si costruisce una nazione, che è l'elemento identitario. Y se construye pueblo, que es el elemento socioeconómico. E si costruisce il popolo, che è l'elemento socio-economico. El País Vasco tiene la nación, le falta el Estado. I Paesi Baschi hanno la nazione, però gli manca lo Stato. España tiene el Estado y no ha sido capaz de hacer nación. La Spagna ha lo Stato, ma non è stato capace di fare una nazione. Y el elemento pueblo es fundamental, porque ese Estado que queremos hacer no va a ser igual que los Estados que ya conocemos. E l'elemento popolo è necessario, imprescindibile, perché lo Stato che noi vogliamo creare non può essere come quegli altri che noi conosciamo. Tenemos que hacer un Estado nuevo, justo, de izquierdas, equitativo, paritario, feminista. Dobbiamo fare un Stato giusto, equitativo, paritario e femminista. Un Estado que no se doblegue a los poderes económicos, un Estado que tenga personalidad, que tenga voz propia. Un Stato che non si pieghi ai poteri economici, un Stato che ha la propria voce e la propria voce. La propria voce. Es importante la estrella en la bandera europea, pero no de cualquier manera. Sí. Es importante la estrella en la bandera europea, pero no de cualquier manera. È importante la stella nella bandiera europea, ma non in qualsiasi maniera. Ya, la última. Vale. Y solo un dato para terminar. Los países europeos aportan el 1% de su PIB a la Comunidad Europea. Allora, i paesi europei apportano l'1% del suo PIB all'Unione Europea Y aportan el 2% a la OTAN. e il 2% all'OTAN, alla NATO. Y no queremos ese tipo de Estado, por mucho que esté en Europa. E non vogliamo un tipo di Stato di questo genere, anche se in Europa. Ánimo en vuestras elecciones, ánimo en vuestro proceso. Somos pueblos que estamos unidos por lo que nos separa, es decir, por nuestras lenguas distintas, eso es lo que nos une. Buona fortuna nel vostro processo, buona fortuna nelle vostre elezioni. Siamo popoli diversi, però che siamo uniti in quello che ci separa, che è le nostre diverse lingue. Grazie. Bene, mi pare che qualche cosa da imparare la avevamo, quindi abbiamo aperto a giudicare bene. A Samidade dei Sotichento che hanno ben fatta la perfetta fusione tra il regno sardo e i regni di terraferma, che non fini regno,
gli stati di terraferma, la perfetta fusione è fruschiante. No, ma a me non manda bene, capite? Come no, perfetto. Insomma, una zicuga. Che hanno fatta la perfetta fusione, che ha pacu meda de fusione e per spacu puro de perfetto, sa verità. Un intellettuale sardus, unico. Ma qualche problema? Ma vero, non si intende? Un intellettuale unico, Federico Fenu, scrivete appunto un documento, una lettera, un documento aperto contraria a questa operazione. Abbiamo inteso come Galuoie su 2003 che su Paese Basco atta una divisione in due entità politiche, una divisione precisa, fatta in maniera precisa, e ha cominciato questo conto non semmur solo che mi sappia pubblicare una vicenda a caso veramente, cioè ma con Azzina ne piscamo una, ha pubblicato cura del debito di sangue, come devenit un'attera, ne arriva un'attera. Torniamo su una zicca da esecuso. Quando la Sardegna viene conquistata dai catalanos, Aristanesi, vitis a capitale, l'unica capitale libera, dunque si te vacchene a capitale sora in Castello, il neonato Regno Sardo, e pro demolire la forza di Oristano cominciano a foraggiare, insomma, Tattari che vita una città assolutamente manna, assolutamente nobile, che in tutta una serie delle egge, che in tutta una serie dei terinenese. Si voi scontaese, i terinenese non è un termine tecnico, ma io non siamo compreso. Si voi scontaese, quando Gio Mariangio li beni dau, no? Su compito di gestire su che vi capitandi su capuesusu, li veni da usalter nos, cioè zatteru nois, che il linguaggio nobiliare nois isodeo, zatteru dego, cioè zatteru re. Però te baia questo duo re, baiato una divisione, certo. Sta Sardegna viti divisa totalmente in due salas, capuesusu e capuezosto. Questa cosa viene fatta in maniera scientifica. Viene fatta in maniera scientifica i sumile chimbichentos. Poi bestan gioi, un secolo dopo, beste Federico Fenu, che li scrivete a Craro, da Zecara, propria chere, frader de Tattari, non bolla picchezza schisor frader de Castello, da Zecara, propria chere, frader de Castello, non bolla picchezza schisor frader de Tattari, che tutti os problemas schiazzesi non bintrano a nuda, sosuno schisosatteros. Da Zecara, che questo è un sistema vezzo canto su mondo, dividi e timpera. Poi non hanno convinto di tutta una serie di altre cose, non hanno potuto partire in due, quindi hanno inventato sul locutore e sul campitanesimo, ma questa è un'altra cosa, che sono due cose assolutamente inesistenti, come te so spantare, ma comunque cada uno ormai l'or suo, però non siamo solo. E questa è una cosa che una zicco, mal comune mezzo gaudio, una zicco di sicurezza. Uno zero di saluto, devo penso che tutte le cose, prima cosa, bollapo prometto, dunque come Carlo a trorduordato, non lo si snocciola, ti impressi, siamo 3 minuti, quindi carchidato sopra di questo travallo che ha fatto, lumenamur fino al suo libro che ha fatto, direttamente con la musa Omar, che sicuramente ha aere, insomma, qualche cosa da narrare, sopra tutto su che si sta mascamente appustisi da parte dell'Aura, e poi, insomma, si va qualche cosa che torna a conto, ascoltando esatero, chi chiede narrare una cosa proprio in chiusura, in maniera da eserrare Zadovio nostro. Sì. Un altro dato che mi piacerebbe darvi, che non vi ho dato prima, che è anche più significativo di quello sul sentimento indipendentista, è che per esempio ai sardi è stato chiesto: secondo voi la Sardegna e l'Italia che stanno assieme, a chi è più vantaggioso, alla Sardegna o all'Italia? Il 66% risponde che è più vantaggioso per l'Italia. Questo significa che c'è cioè al di là di terminologie tecniche e finanziarie, questo significa che c'è una percezione che forse non c'era mai stata prima, legata all'avvertenza entrate, eccetera, sul fatto che la Sardegna ci stia rimettendo.
E tutta un'altra serie di domande, ora non vi voglio annoiare sopra questi, insomma, in mezzo a questi discorsi qui, però ci sono tutta una serie di domande poi fatte successivamente che dimostrano come il sardo abbia preso consapevolezza del fatto che la permanenza nella stessa polity, se vi ricordate il significato che dicevo prima, cioè che la Sardegna stia all'interno dell'Italia, sia solo più vantaggioso per l'Italia e che la Sardegna ci rimetta soltanto. Quindi se voi vedete c'è una consapevolezza di sé, di autodeterminazione maggiore in chi ragiona anche a livello economico, cioè c'è una consapevolezza di ambito economico con una percentuale che è superiore anche a quella di chi si sentirebbe indipendentista. E anche questo è un qualche cosa che deve far ragionare molto, perché la cultura è importantissima, però quello che a volte si dimentica è che il nazionalismo, l'etnoregionalismo, chiamatelo come vi pare, sardo non è nato in un ambito culturale, è nato in un ambito economico. Quello che c'era all'inizio di importante per i combattenti, come giustamente Emanuele diceva, non era quello di insegnare il sardo. Noi siamo la comunità che parla di più la lingua minoritaria in tutta Europa. Quindi non abbiamo bisogno di imparare una lingua che avevamo già, adesso abbiamo bisogno di recuperarla. Ma prima addirittura c'era la necessità di insegnare l'italiano, che era la lingua dell'avversario che si voleva combattere. Quindi il nostro è uno dei pochissimi regionalismi in Europa che è nato in ambito economico e purtroppo le condizioni continuano a permanere tali per cui forse vale la pena continuare a investire in ambito economico oltre che negli altri aspetti. Grazie. Io devo dire due cose per chiudere. Va bene, allora vi racconto una cosa che mi è successa qualche giorno fa a Sassari, nell'ambito, stavo presentando il libro, tra gli altri che erano lì ad ascoltare c'era il professor Bainzu Piliu, che qualcuno di voi forse ricorderà, uno dei massimi esponenti della quella famosa stagione del vento sardista degli anni tra anni 70 e anni 80, una persona che non ha mai commesso un atto violento in vita sua, che però è stato messo in prigione e si è passato molto tempo nelle patrie galere, cioè nelle galere italiane, sulla base sostanzialmente della sua militanza, perché essere dissidenti appunto era un crimine anche qua. E mi ha molto colpito incontrarlo, chiaramente, perché io lo conoscevo solo attraverso le cronache, attraverso i fatti che ormai appartengono un po' alla nostra storia, che non si conoscono, quindi dunque, infatti, in quanto appartenenti alla nostra storia. Quindi mi ha molto colpito questo incontro e lui, dopo una chiacchierata, una breve discussione, mi ha detto una cosa: va bene la cultura, fare questi discorsi, ampliare lo sguardo, la coscienza di se stessi nel mondo, la storia, eccetera, però una cosa serve: prendere il potere. Lui ha fatto questo discorso qua, mi ha dato molto da pensare. Prendere il potere è un po' un discorso, se vogliamo, di tipo anche leninista, insomma, non è che sia un inedito. Prendere il potere. Allora, questa cosa qui mi ha fatto riflettere perché chiaramente ho pensato al nostro progetto politico. Cosa stiamo facendo noi adesso? Noi stiamo mettendoci a disposizione, noi come in questo caso parlo come attivista di Progress, stiamo mettendo a disposizione la nostra organizzazione, le nostre elaborazioni, le nostre capacità di relazioni, eccetera, di qualcosa che va oltre noi. Cioè noi vorremmo diventare un elemento anche catalizzatore di forze che in Sardegna esistono, come attestano questi studi molto recenti, che ancora non hanno magari coscienza di esistere forse in termini così ampli, cioè esiste una massa critica che non sa di esistere sostanzialmente. E noi vorremmo essere quella cosa che fa scattare la consapevolezza di questa massa critica. Ciò significa che noi dobbiamo andare oltre noi stessi e coinvolgere in questo progetto tante persone che non sono dentro il nostro partito, che forse non sono neanche indipendentiste, nel senso che non hanno ancora maturato la coscienza di questo obiettivo politico. Se ci pensate, non è esattamente la stessa cosa che prendere il potere. Poi, per carità, noi il potere ce lo prenderemo anche, perché adesso entreremo nelle istituzioni e allora lì vedremo di scardinare
Vedremo di scardinare il sistema di dominio che da 200 anni ci sta uccidendo, perché ci sta uccidendo. Noi siamo dentro un percorso di genocidio rallentato, diciamo così, però ci siamo ben dentro e la tendenza dobbiamo invertirla adesso, perché i numeri dicono questo. E allora, come vogliamo farlo? Prendiamo il potere, ok, d'accordo, però noi fondamentalmente vogliamo fare un'altra cosa, vogliamo creare un processo di emancipazione, di liberazione anche delle forze, liberare le forze, le energie, le risorse. È una cosa bellissima se ci pensate, è proprio autodeterminazione, ma in termini partecipativi. Cioè non vado io da uno e gli dico adesso ti dico quello che devi fare, io lo so e tu devi fare come ti dico io. No, non funziona così. Condividiamo, discutiamone, parliamone, guardiamoci in faccia, vediamo dove viviamo, che cosa abbiamo a disposizione, dove siamo, le nostre relazioni, le nostre risorse, quali sono? Possiamo usarle meglio? Sì. Possiamo usarle insieme? Sì. Questo è il percorso che abbiamo scelto di intraprendere, che è molto coraggioso, perché ha ragione Laura Minteghi, lo Stato che vogliamo costruire noi è qualcosa di diverso da quello che c'è adesso. Deve essere qualcosa di diverso perché deve essere migliore. Deve essere migliore. E con questo auspicio io voglio concludere. Io penso che noi abbiamo davanti a noi una responsabilità enorme, perché noi stiamo andando a intaccare un sistema di dominio profondo che ha degli strumenti molto forti a sua disposizione, si sono indeboliti parecchio, è verissimo, siamo in un momento politico molto fluido, non di meno noi abbiamo una grandissima responsabilità che va oltre le nostre persone, il nostro successo politico come partito, e che veramente ci costringe ad avere un occhio sul nostro presente e un occhio rivolto al futuro. Io questa cosa la sento molto mia e la vedo molto dentro il nostro progetto politico. Quindi prendo anche le parole di Laura Minteghi come un auspicio, come un augurio che sento di condividere e lo rilancio a tutti noi, ben sapendo che non sarà facile, ma che sarà anche molto molto divertente. Una última frase, y es precisamente que para conseguir esa masa crítica que comentabais, es importante que las personas que no sean independentistas sientan que también para ellas va a ser mejor una administración cercana que una lejana, y que hay que empezar a pensar en micro porque se está más cerca de las personas y nuestra política es para las personas. Allora, in quella massa critica di cui anche lei stessa ha parlato e che poi ha ripreso anche Omar Nonis, Laura dice che lì devono entrare sia gli indipendentisti ma anche quelli che non sono indipendentisti. Quelli che non sono indipendentisti devono capire che anche per loro sarà meglio e che soprattutto bisogna anche pensare in micro, bisogna sempre stare molto vicino alla gente, alla gente e pensare a loro, perché la politica si fa per loro. Bene, Zadovio nostro de politica internazionale este, e non solo come ti ha servito, vinar di storia, este accabau. Noi siamo una paia cosa de valchere, se non mi so ir ballande, chi no, marzichimi, se no mi lasciar solo. Prima a bornare una cosa. De cannor fa che te, quando favedavamo su de Simon Mossa, annemoso pacoso ischiana chievitti, poi a Bellabello, sa gente si indeste fino a sir fadade, minava tega, lucitande Simon Mossa, insomma, vamos a cominciare a citare las paragolas esatte de Angioi, e tanto sa gente viga interessata come a bastare dia che in Angioi, poi è bosa citare Federico Fenu, no isco cantoso, conoscene,
di storia di Federico Fenu, e che ha scritto Federico Fenu. Beh, isetto la prossima volta che noi vediamo, che tutto canto sono mazzanare, basta che in Federico Fenu, oramai che l'abbiamo interiorizzato e vocavo a campo. Prima di salutare, che in una frase proprio di Federico Fenu, che mi piace commentare, prima cosa noi ci torniamo grazie a Carlo, professor Carlo Pallo, noi non Carlo, che in tutto amistà chi batta, professore universitario, uno è un gioiello dell'università nostra, che ha studiato questa cosa da un punto di vista critico, ma sicuramente da un punto di vista onesto meda, e dunque se magari Carlo non siete, magari non siete un nostro appartenente a questa organizzazione nostra, non siete assolutamente. Noi stiamo anche un elettore nostro, Bolunaro chiaramente, fino a Sacoma speriamo di essere convinto, fino a Sacoma noi speriamo sempre. Però è da gente che noi abbiamo bisogno, nel senso che sono in casa, Carlo non sa tannare, pompiai che questa cosa non mi spiacchia, ed è scusa la gente che a noi non spiacchia, perché questa cosa secondo me non figai, abbiamo sempre rischire che non l'Ernande in parte sua, in parte della conca sua, del suo suo, e non in parte del calicunato. È scusa la gente che non spiacchia, e dunque grazie a me da per il suo lavoro che si fa. Deo e Omar, vabbè, questa parte la narro in italiano per il fatto che dialogando immediatamente mi puoi capire più facilmente. Vorremmo ringraziare in maniera particolare, mi capisce più facilmente Laura, vorremmo ringraziare in maniera particolare a Laura, se tu ce lo permetti, scusate. Vorremmo darti un piccolo presente da parte della nostra organizzazione, come piccolo ricordo del nostro viaggio, in maniera che ti porti non solo i ricordi, ma anche qualcosa che, insomma, ti rinnovi i ricordi ogni giorno. E quindi grazie. Se vimos sta da Maria De Filippi avevamo già più una videocamera sopra, insomma, siamo in un ambiente un azzico più serio, dunque non sa scusare. Grazie a Armannas, a Giada e a Inoa che hanno portato da sardo a castigliano e da castigliano a italiano e fino da basco a castigliano. Federico Fenu non fitti semplicemente uno che pensa. Scusa. A posto? Federico Fenu non fitti semplicemente uno che pensava a cose interessanti per me, ma fitti mascamente uno che ha una fiducia manna su Presor Sardo, e suonava, l'ha scritto ovviamente essendo in cui anni in italiano, e dunque devo lunare esattamente come te l'ha scritto issu, che mi pare una frase veramente bella. Navata, annau. La Sardegna è bastantemente generosa verso se stessa da saper preferire la libertà al selvaggio, l'indipendenza all'abiezione. Grazie.